Benvenuti in questa villa esclusiva nella frazione Casone tra Legnaro e Saonara. Dalla strada non si vede e questo è solo il primo dei suoi segreti. Qui abbiamo l'ingresso, tra l'altro questo attualmente è un vialetto un po' ristretto ma andrebbe allargato perché qui nel portico ci sta perfettamente la macchina, difatti questo è accatastato come posto auto coperto. Se non volete lasciare dentro la macchina lo potete utilizzare anche per mangiare fuori, ma attenzione, qua ci sono vari portici per cui insomma spazio per mangiare all'interno ce n'è. La casa è stata costruita nel 2007, quindi è una costruzione recente, siamo comunque in classe energetica A1, quindi ottima dal punto di vista diciamo impianti, tutto bianco, tutto marmi, quindi veramente costruita diciamo con criterio e curata nei minimi dettagli. Vi faccio fare un giro della casa, attorno alla casa e dopo entriamo. Quindi vediamo il lato ovest del fabbricato. Qui troviamo già il primo caminetto di questa casa, in tutto come vedrete ce ne sono ben 3, quindi caminetto esterno, poi questa è la porta finestra della cucina per cui comoda anche per eventualmente cucinare e sfruttare la cucina come punto di appoggio. Caldaia, è una caldaia a condensazione e ce l'abbiamo qui nella parte esterna e poi 2-3 gradini che portano nel piano seminterrato dove troveremo, vedrete, bagno, lavanderia e così via. Passiamo al lato sud della casa e qui troviamo un lastricato in trincea, si chiama così ed è accatastato così, in pratica è una sorta di terrazza ed è accessibile dalla taverna. Per cui se siete in taverna, volete mettervi fuori, mangiare fuori, potete tranquillamente farlo e c'è anche la tenda che scende, quindi vi crea ombra, anche perché, ripeto, siamo al lato sud. Vediamo anche l'altra parte della casa, e cioè il lato est, terrazzo della camera matrimoniale, e qui invece abbiamo un ulteriore portico di oltre 20 metri quadri, siamo al lato est della casa e questo è accessibile dal salotto tramite 2 porte finestre molto grandi, quindi questa è la prima e questa è la seconda, porte finestre con alzante scorrevole e tutte le finestre e le porte finestre hanno anche le zanzariere e addirittura anche gli oscuranti alcune. Ecco, questo poi è l'ingresso principale della casa, portone molto grande e abbiamo anche 2 finestre laterali, infatti questa casa è proprio inondata di luce. Entriamo! Partiamo con i primi ambienti che troviamo e c'è un bagnetto di servizio completo di water e lavandino, anche questo molto luminoso, ci sono ben 4 finestre al suo interno, porta scorrevole. L'altra porta scorrevole dà l'accesso ad un ripostiglio dove al suo interno c'è un armadio su misura che nasconde il quadro elettrico della casa. Entriamo poi nella zona giorno che supera 60 metri quadri, è veramente enorme e qui avete le 2 vetrate che avevamo visto per fuori con accesso appunto al portico lato est, caminetto, siamo al secondo caminetto per la zona giorno. La pavimentazione praticamente quasi di tutta la casa, tranne appunto la zona notte, è in marmo, quindi per cui marmo ovunque. Spazio per tavole e sedie, notate anche i lampadari, non so se vi restano i lampadari ma possiamo eventualmente trattare. E qui invece abbiamo la zona cucina, l'angolo cottura, questa rimane completamente arredata, quindi cucina lineare, qui in fondo c'è la lavastoviglie, la sua finestra qui, mentre poi dalla parte opposta troviamo invece frigo, forno e gli altri elettrodomestici. Bancone per mangiare qui, se vi interessa mangiare qua magari per la colazione eccetera, invece se avete ospiti potete sicuramente sfruttare lo spazio appunto dedicato al tavolo più grande. Qui abbiamo un'ulteriore finestra, ma poi vi ricordo la porta finestra che dava l'accesso al caminetto.
cucina con i faretti e vi faccio notare poi ci sono anche le bocchette perché per la zona giorno abbiamo l'aria condizionata canalizzata. Il riscaldamento invece è a pavimento su tutta la casa tranne il piano in seminterrato che dopo vi spiego. Qui abbiamo i faretti appunto che illuminano anche la scala, questo lo troveremo ovunque. Poi al piano rialzato troviamo 3 camere da letto. Attualmente la più piccola, che è questa, è adibita a cabina armadio. I mobili, diciamo su misura, se vi interessano possono rimanere. All'interno di tutte le stanze, questa, la matrimoniale, mansarda, eccetera, eccetera, troverete anche gli split per l'aria condizionata. Bagno, il secondo. Quindi avevamo visto quello piccolo di servizio, questo invece è il nostro secondo bagno, i bagni rimangono completi così come li vedete, sanitari sospesi, box doccia molto grande con il suo lavandino. Anche questo rifinito molto bene e poi la protagonista di questo piano è senz'altro la camera padronale che è intanto enorme perché sono 21 metri quadri, quindi molto grande, ha il suo armadio fatto su misura così incastrato qui per cui non vi occupa spazio e accede anche questa ad un terrazzo. Siamo sul lato est e cioè sempre il lato dove c'era il portico. I serramenti sono tutti legno e vetrocamera ovunque e abbiamo i balconi in legno. Per questa stanza non è ancora finita perché abbiamo un bagno padronale stupendo con 2 lavandini, poi anche qui sanitari sospesi, water, bidet e una vasca idromassaggio. Questo bagno misura oltre 10 metri quadri per cui è molto molto grande. Se notate la pavimentazione invece per la zona notte, quindi per le camere, abbiamo la pavimentazione in legno. Terza camera da letto. Attualmente adibita a palestra, questa è una camera media come dimensioni, sempre con le sue 2 finestre lato est e l'aria condizionata all'interno. E poi troviamo un'ulteriore chicca perché questa casa è piena di chicche e quindi eccoci qua, una mansarda di 35 metri quadri open space dove poter fare o un'ulteriore camera da letto come in questo caso, oppure salottino, palestra, insomma quello che volete, e avete questa vetrata a tutta altezza che vi dà l'accesso ad uno dei 2 terrazzi solarium di questo piano. E poi questa camera ha anche un suo bagno dedicato, completo anche questo di tutto, quindi doccia, lavandino e poi sanitari sospesi, water e bidet. Inoltre avrebbe anche uno spazio guardaroba, quindi se volete metterci un po' di cose ci sta tutto perfettamente. E come avevamo detto ci sono 2 terrazze solarium e questa è la seconda che non riesco ad aprirvi perché non ho la chiave, però è un po' più grande rispetto a quella che avevamo visto prima. E qua siamo completamente esposti a sud. Infine, chiudendo la porta finestra, troviamo un ulteriore ripostiglio, anche questo finestrato, cioè qua tutte le stanze sono finestrate. Torniamo giù e vi faccio vedere un altro segreto per questa casa, perché non è finita. Ritorniamo al nostro marmo, abbiamo sempre le scale con i faretti e qui già la temperatura si abbassa notevolmente, anche perché fuori ci sono 37 gradi, qua si sta molto molto bene. E partiamo con un'altra stanza accatastata come ripostiglio dove potete farci un po' quello che volete. È comunque finestrata, quindi è un semi-interrato perché comunque le finestre sono appunto fuori terra. Anche qui pavimentazione in marmo, le porte interne non ve le ho neanche fatte notare, comunque sono tutte in legno, sempre con aria condizionata. Poi abbiamo un ripostiglio sottoscala dove in realtà al suo interno c'è anche un po' di impiantistica e se vi ricordate i gradini che avevamo visto prima, che vi dicevo si scende e si va giù in taverna, in lavanderia, si arriva in pratica qui e sostanzialmente avete appunto la zona dedicata a lavanderia
E il quinto, finalmente, e ultimo bagno, anche questo completo di tutto, water, bidet, doccia, lavandino, anche questo con porta scorrevole. Infine, ma non per ultima, anche questa, un ulteriore protagonista di questa casa, la taverna molto bella, con il terzo e ultimo caminetto, quindi finalmente appunto siamo arrivati ai 3 caminetti che avevamo detto all'inizio, completa di tutto perché in realtà c'è una cucina attrezzata con il doppio lavandino, qui avete i fuochi, poi qui abbiamo la nostra lavastoviglie e dalla parte opposta appunto il forno. Ci sta benissimo anche un tavolo con le sedie molto grande e il piano seminterrato funziona con il riscaldamento o con termoconvettori come per la taverna oppure con i termosifoni come per il disimpegno e le stanze ripostiglio. La taverna poi, se vi ricordate, accede al lastricato in trincea, quindi a quella terrazza sul lato sud del fabbricato completa di tenda motorizzata. Anche qui abbiamo l'aria condizionata al suo interno. Beh, videocitofoni ce ne sono un po' ovunque, per cui se qualcuno vi viene a trovare riuscite ad aprire. Impianto elettrico non vi parlo neanche perché solo per accendere e spegnere le luci in questa casa ci mettiamo mezz'ora, cioè dobbiamo venire mezz'ora prima. Faccio notare un altro particolare, cioè che tornando su abbiamo la possibilità di chiudere, ti chiudo là, e aprire tutte queste porte scorrevoli, per cui se dovete cucinare potete tranquillamente chiudere. Se avete ospiti, magari bambini che fanno una festa in taverna, chiudete qui e chiudete qui e loro sono in pratica isolati, potete tenere tutto il resto aperto. Tra l'altro anche qui con il vetro cristallo, quindi veramente curato nei minimi dettagli. Riassumendo, ci troviamo a Casone, frazione del comune di Legnaro, e vi proponiamo in vendita una villa esclusiva del 2007 in classe energetica A1. Abbiamo ben 250 metri quadri calpestabili per quanto riguarda la casa, cioè quindi interni, e veramente tantissimi metri quadri per quanto riguarda le superfici accessorie, quindi portici, terrazzi e quant'altro. Il giardino è di 620 metri quadri e il prezzo richiesto è di 650.000 euro. Per maggiori informazioni potete consultare il nostro sito web oppure contattarci in agenzia.